Partita da dentro fuori al 25 aprile, dove il Little Club James ha chiamato a ribaltare la vittoria del Colli Ortonovo nel match di andata dei play-out di promozione B per continuare a sperare nella salvezza. Dirige l'incontro Andrea Fanciullacci di Savona. Per il primo brivido bisogna aspettare il 12° sull'ottima apertura di Mattia Giacopetti. De Persis salta l'uomo e calcia, attento Cozzolino. Al quarto d'ora brivido per la porta di Belloro che smanaccia sulla respinta Luca Musetti, non c'entra la porta. Al 22° è Davide Giacopetti, pericoloso sulla sinistra, e il suo tiro a incrociare non trova la rete né la deviazione vincente di De Persis. Ancora 0-0. Il Colli Ortonovo risponde con Santucciu, palla lato che non impensierisce Belloro. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo sono tutti del Little. Prima Pulsoni centra all'esterno della rete da buona posizione, poi Siciliano prova a calciare in area ma scarica per la corrente Giacopetti, palla ribattuta dalla difesa. La partita si sblocca nei primissimi minuti della seconda frazione ed è grazie a un'invenzione del capitano rossoblu siciliano, lob beffardo che dà un bacino al palo e supera la linea beffando Cozzolino. Gli spezzini protestano per un fuorigioco, queste le immagini che provano a chiarire la posizione del 10 di casa. 8 minuti più tardi arriva il gol del 2-0 e porta la firma di un difensore centrale, De Rosa, bravo a saltare Luca Musetti e battere Cozzolino che tocca ma non basta. 1-2 tremendo del Little Club che ha più fame di salvezza. Il 3-0 sembra dietro l'angolo e in effetti arriva, anzi no, perché la rete di Pulsoni viene annullata per fuorigioco e effettivamente la posizione del numero 11 sembra al di là dell'ultimo difensore. Al 60° Falsini in area prende l'ascensore su un corner dalla destra e sfonda la traversa, la palla sembra varcare la linea ma non è così. Secondo il primo assistente si resta ancora 2-0 ed è solo il primo di 3 episodi simili. Il secondo arriva alla mezz'ora a tiro di De Persis, ancora traversa e riga, poi nella mischia Falsini sembra toccare con la mano e Fanciullacci annulla la rete. Partita a dir poco complessa per tutti e due i guardalinee chiamati a decisioni davvero difficili. L'ultima ve la facciamo vedere, è questa punizione splendida di Nicola Musetti, ancora traversa e poi riga, impossibile qui capire dalle nostre immagini se la palla sia entrata oppure no. Qualcuno dalla panchina del Colli comunque protesta un po' troppo e viene allontanato. 4 episodi da moviola in 20 minuti, ma si resta ancora sul 2-0. A blindare il risultato è Belloro, questa volta ancora su un ispirato, Nicola Musetti. Al quinto di recupero Spadaro potrebbe segnare il terzo gol del Little, ma si fa ipnotizzare da Cozzolino. Poco male per il Little che fa festa, mentre il Colli Ortonovo dovrà ripartire certamente dalla prima categoria.